Collaborazione con Tutta l'estate, ma un bilancio reale, ne parliamo con Davide Marcello. Davide, Confesercenti, contenta, non è contenta? Un bilancio dell'estate, si può già iniziare a farlo? Sì, cerchiamo di essere positivi. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Bicchiere mezzo pieno, benvengano, tutta una serie di manifestazioni sono state fatte in questi mesi, non basta, abbiamo bisogno di continuare su questa falsariga, però aumentare il numero delle persone che deve passeggiare per la città. E questo è l'unico elemento per cui noi dobbiamo lavorare, perché poi il commercio cittadino si può riprendere se i nostri marciapiedi sono invasi dalle persone. Quindi benvengano tutta una serie di manifestazioni che sono state organizzate, non basta, dobbiamo fare ancora qualcosa in più perché sono stati degli anni difficili ormai dal 2009 e quindi questi anni hanno creato delle problematiche importanti. Un segnale di ripresa? Un segnale di ripresa è molto leggero, inutile nasconderci. Ci sono ancora, per esempio, nella stessa città di Cagliari molte vie che hanno le serrande abbassate e quindi non dobbiamo in questo momento lasciar perdere questo segnale, perché la serranda chiusa è un segnale molto grave, perché poi chiaramente abbiamo il problema del personale che non lavora più, tutto l'indotto che si crea e quindi questo ci deve far riflettere e continuare su, come dicevo prima, su questa falsariga, quindi aumentare il numero degli eventi che può invogliare il turista ma anche il cagliaritano, la provincia a venire a visitare la nostra città. Quindi ribadisco, l'importante è portare le persone nei marciapiedi della nostra città. Però abbiamo visto che con le notti colorate forse negli ultimi anni un pochino si è ripopolata, ma per i commercianti aprire fino a mezzanotte quale sacrificio è? È un sacrificio se l'apertura è semplicemente per rispettare l'evento organizzato. È chiaro che tutti gli imprenditori devono portare dei risultati a casa. Diciamo che il format delle notti colorate andrebbe rivisto, noi l'abbiamo proposto, cercando di... In che modo, ad esempio? Cercando di evidenziare determinati giorni con determinate vie, cioè inutile dire le notti colorate insistono su tutta la città perché poi abbiamo dei parametri che ci dicono che le 2 o 3 vie principali sono quelle dove le persone vanno a passeggiare. Ricordo sempre quando appunto parliamo di queste cose che la città non è solo il centro, la Marina, Piazza Ienne, via Manno, via Garibaldi. La città è anche la via Dante, è anche la via Paoli e tante altre vie. Quindi, via Alghero. Quindi noi dobbiamo cercare di soddisfare le esigenze dei commercianti delle altre vie. Quindi cerchiamo di, per l'anno prossimo, studiare il format in maniera più ottimale, perché la lamentela di molti colleghi è quella che, tipo la via Dante, da noi non c'è nessuno e quindi è inutile rimanere aperti. Ecco, quindi mi chiedevi quale deve essere il motivo per cui uno rimane aperto sino a mezzanotte. Se deve avere una perdita lo può fare un primo giovedì, già dal secondo giovedì rinuncia perché non ha la risposta del pubblico.